Cari lettori, buongiorno. Il tema del coronavirus ha condizionato anche l'uscita del nostro giornale. Infatti arriviamo oggi con la newsletter digitale e la settimana prossima con il cartaceo, in ritardo di soltanto un paio di giorni. Ovviamente abbiamo dovuto rivedere un po' l'inizio, la copertina e anche lo sviluppo iniziale del giornale alla luce di questo allarme che è arrivato anche nel nostro paese. Abbiamo aperto con Evelina Tacconelli, ordinaria di malattie infettive, che ha cercato di spiegarci il perché dobbiamo stare tranquilli e perché la situazione tutto sommato è sotto controllo. Abbiamo sentito poi alcune voci istituzionali importanti di Verona, dal prefetto al sindaco, i rappresentanti delle categorie economiche, per fare un po' il punto, ma soprattutto per fare sistema, per cercare in momenti di difficoltà come questi, dove tutto si è bloccato, dove tutto si è fermato, anche delle risposte che nascono all'interno di una comunità. C'è un allegato sport anche all'interno di questo numero, uno speciale proprio dedicato a questo tema, che segue l'incontro che abbiamo fatto proprio qui di Verona Network con alcuni testimoni importanti del mondo sportivo e non solo. Poi tante rubriche e non mi resta altro che dirvi di leggere, di sfogliare il numero e di darvi appuntamento al prossimo, che sarà il numero di aprile.